Le hanno aspettate alla fine delle lezioni una spedizione punitiva, pugni, schiaffi, capelli tirati e ovviamente sequele di insulti e minacce. Le vittime sono due quindicenni, studentesse della scuola Leonardo da Vinci, brutalmente picchiate da un gruppo di coetanee per vendicare gli insulti che le due ragazzine avrebbero indirizzato via social al fidanzatino di una delle bulle. Testimoni del pestaggio avvenuto martedì, tanti studenti che all'uscita da scuola si sono imbattuti nella violenza e invece di intervenire per dividere le vittime dalle bulle hanno preso in mano i cellulari per riprendere la scena. Dopo il pestaggio le responsabili si sono dileguate mentre le due ragazze picchiate hanno chiamato i genitori. Una delle due è ricorsa alle cure del pronto soccorso pediatrico e ha sporto denuncia ai carabinieri di Prato della Valle per lesioni. La procura ha aperto un fascicolo e le tre bulle sarebbero già iscritte nel registro degli indagati. La più grande è maggiorenne, a 20 anni ed è già nota alle forze dell'ordine per episodi di bullismo. I carabinieri che indagano stanno cercando di recuperare i video registrati dagli altri ragazzi con i cellulari.